Dal 22 al 26 novembre la Croce Rossa Italiana e il Comitato Regionale della Sicilia sostengono la lotta contro la violenza sulle donne, promuovendo un'iniziativa dedicata all'informazione e diffusione del numero telefonico 1522 15 22, il numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking, attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l'obiettivo di fare riflettere sull'importanza della prevenzione ma anche sul coraggio che ogni donna dovrebbe avere nel denunciare chi le fa del male. Il numero 1522, che richiama il claim "non sei sola, esci dal silenzio", dichiara Luigi Corsaro, presidente regionale della Croce Rossa Siciliana, rappresenta un'iniziativa di salvezza per le donne che ha come obiettivo di aumentare la consapevolezza rispetto alle molteplici forme con cui la si manifesta la violenza, al fine di prevenire atti unilaterali estremi di cui non si può tornare indietro. I testimonial sono tanti di tutti i settori che hanno aderito a questa campagna, in particolare hanno anche partecipato alcuni interpreti individuati dai consolati per far sì che la diffusione del numero 1522 abbia una capillare diffusione multilingue. Al 1522 risponde personale esclusivamente femminile, formato specificatamente per questa tematica, opera 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno e accessibile gratuitamente per tutte e tutti i cittadini o le cittadine dell'intero territorio nazionale, da rete fissa e mobile ed è fruibile da parte delle donne nell'assoluto anonimato. Il 1522 accompagna il fruitore del servizio nell'orientamento all'accesso ai servizi del privato sociale, a quelli sociosanitari, alle forze di polizia, ai centri antiviolenza presenti nel territorio di riferimento, deputati all'aiuto, alla protezione e al sostegno per l'uscita dalla violenza. Se ti rende insicura, se ti denigra, se ti umilia, se ti fa male fisico, se pretende amore o sesso quando tu non vuoi, se la sua gelosia e le sue molestie sono assillanti, se ti minaccia, se ti controlla e ti isola, se limita la tua dipendenza economica, se ti spaventa, se ti telefona di continuo per insultarti, se ti chiede, dai per favore, un ultimo appuntamento. Non è amore se ti denigra, se ti umilia, se ti fa male fisico. Questo non è amore. 1522, non sei sola, esci dal silenzio.